Buongiorno a tutti, buon 8 dicembre, giorno di festa, ma noi siamo qui puntuali come sempre per aggiornarvi sui fatti principali accaduti nelle ultime ore nella nostra regione, con aggiornamenti e poi una seconda parte dedicata agli ospiti. Parleremo della vicenda di un bimbo, Valentino, 3 anni, affetto da una malattia rara. Ce lo racconteranno mamma Elena e papà Federico, quella che è la battaglia contro i tanti problemi, le barriere e non solo barriere architettoniche. Poi parleremo ancora di furti, di baby gang, un allarme continuo, lo faremo insieme a Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso. E a proposito di baby gang, iniziamo da quanto accaduto sabato sera di cui vi abbiamo dato conto nei nostri telegiornali di ieri sera, con quel gruppo di ragazzi che senza alcun motivo sono stati brutalmente picchiati, aggrediti, è proprio il caso di dirlo, pestati da un gruppo di giovanissimi stranieri. Ebbene, oggi, questa mattina, c'è stato un sit-in proprio di fronte a Porta San Tommaso, dove è avvenuta l'aggressione, il sit-in organizzato dai genitori dei ragazzi vittime della banda, genitori che si sono riuniti per chiedere maggiore sicurezza. Dicono: questa è una città poco sicura, abbiamo paura a mandare in giro di sera i nostri ragazzi. Di sera l'aggressione è accaduta intorno alle 22:30 in pieno centro, in una zona illuminata, ma nonostante questo la baby gang, definiamola così, non si è fermata e ha brutalmente aggredito questi ragazzi. Appunto, i genitori chiedono maggiori controlli, maggiore sicurezza, una certezza della pena, anzi pene più severe, e esprimono tutta la loro preoccupazione per il futuro dei loro figli, che sono inevitabilmente traumatizzati da quanto accaduto. E ieri Lina Paronetto ha proprio incontrato la mamma del ragazzo che ha avuto le conseguenze più gravi, dovrà essere operato per le lesioni riportate. Ricostruiamo allora con le sue parole quanto accaduto sabato sera. Mio figlio si è preso i pugni da dietro, gli hanno fratturato orbita e mascella, e che infatti deve essere operato prossima settimana. Per una sciocchezza del genere, andare a rovinare la vita a una persona penso che sia una cosa grave, molto grave, dopo che comunque viene continuamente detto che Treviso è sicura. Aggrediti davanti a Porta San Tommaso alle 10 di sera di un sabato come sempre affollatissimo. Prima le provocazioni, poi le botte, con un 17enne portato via in ambulanza e un 19enne che mercoledì dovrà essere operato. È proprio la mamma di quest'ultimo a raccontare del pestaggio subito da 4 ragazzi trevigiani imbattutisi in un gruppetto di giovanissimi di origini straniere. A un primo passaggio gli sfottò uno schiaffetto, ma tutto sembrava essere finito lì. Tornando dentro Porta San Tommaso hanno rincrociato questo gruppetto che ha iniziato a fermarli, ha iniziato a mettere mani addosso all'amico di mio figlio, e mio figlio ha cercato di fermarli, si è messo in mezzo, si è contrapposto e da lì li hanno presi da dietro. Pugni in volto, tanto da ritrovarsi con orbita e mascella fratturate, tagli, abrasioni. Una decina hanno riferito le vittime e gli aggressori. Anche il suo amico riportato tale è stato portato via in ambulanza, gli altri con tumefazioni, botte, abrasioni. E noi vogliamo capire, non solo io ma anche le altre mamme si rendono disponibili a dare la loro testimonianza di quello che è successo, perché anche loro dopo siamo state tutta la notte in ospedale. Per il 19enne una prognosi di 20 giorni che ora sarà necessariamente prolungata per l'operazione. Sul posto la polizia, che adesso visionerà i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli aggressori, forse minorenni, stando al racconto dei ragazzi feriti. Le loro famiglie nelle prossime ore si recheranno in questura a formalizzare la denuncia. Noi chiediamo che quando qualcuno sbaglia paghi. Assolutamente, minorenne o no. E se è minorenne, i genitori devono pensare al loro figlio. Come noi pensiamo ai nostri e cerchiamo di crescere nel miglior modo, anche queste persone vogliono vivere qua e si comportano a modo. No, che li lasciamo sempre far passare tutto. Non esiste e basta, perché dopo la gente inizia a farsi giustizia da sé.
E poi c'è l'altra emergenza che riguarda la Marca, ma non solo, ed è quella dei furti in casa, furti nei negozi. Polizia Provinciale e Protezione Civile da usare nei comuni per il controllo del territorio. Sono le proposte dei sindaci della Marca, esasperati dai continui colpi. Si vorrebbero degli strumenti più efficaci nei confronti dei ladri di quando li catturi, e forse la certezza e la pena piuttosto che lo sconto della pena nei propri paesi di origine, laddove non fossero italiani, potrebbero dare dei risultati migliori. Furti nelle abitazioni, l'escalation delle ultime settimane nella Marca trevigiana fa invocare ai sindaci misure di repressione più drastiche e maggiori fondi per mettere in campo uomini e mezzi. Primi cittadini chiamati in causa dal neoeletto presidente della regione Alberto Stefani, che proprio da Treviso ha annunciato di volersi recare al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al presidente ANCI Mario Conte, per fare il punto sulla sicurezza nel territorio e chiedere più risorse, facendosi portavoce delle istanze proprio dei sindaci, esasperati ormai quanto i loro cittadini. Siamo davvero diventati e arrivati ormai ad essere ostaggio di queste persone. Io credo che ci debba essere una risposta chiara, una risposta forte per dire stop e smetterla con questa situazione. Questi delinquenti vanno puniti, vanno buttati in carcere e la chiave va buttata via, perché siamo veramente stufi. Credo che questa situazione ormai sia diventata davvero insostenibile, è insostenibile per i cittadini, è insostenibile per noi comuni. Qui bisogna che ci sia una presa di posizione forte dalla politica nazionale. I delinquenti vanno puniti e vanno puniti in maniera ferma. Il tema dei furti ci sta interrogando e caricando di responsabilità come amministratori. Io, guardando un po' il ruolo da presidente di provincia, penso alla polizia provinciale, che è stata un po' depauperata delle proprie funzioni, ma potrebbe tornare utile per il controllo del territorio laddove fosse messa nelle condizioni di fare un qualcosa di più rispetto che una vigilanza ittico-venatoria. E quindi spero ed auspico che ci sia un maggior coinvolgimento delle province nel governo delle comunità, perché possiamo dare anche delle risposte in termini di sicurezza. Se il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon ipotizza dunque l'impiego della polizia provinciale, a Mogliano il suo collega Davide Bortolato parla dello sforzo economico compiuto sul fronte della videosorveglianza e della polizia locale, ma i comuni con quello che hanno in cassa non possono fronteggiare il problema. Sicuramente vanno riservate più risorse, più contributi per quanto riguarda la sicurezza. È un tema molto sentito dai cittadini, e i comuni arrivano fin là, perché se c'è il caro vita per le famiglie c'è anche per i comuni. A Villorba, dove è attivo un controllo di vicinato con oltre 500 iscritti, al pattugliamento del territorio messo in campo dai carabinieri è stato affiancato quello serale della polizia locale. È chiaro che le pattuglie che girano di sera non possono girare di giorno, perché la spesa del personale nei nostri comuni ha sempre un budget, quindi anche qui un appello in questo particolare momento di smarrimento anche da parte dei cittadini. Credo che sia il caso di poter attuare anche qualche soluzione per alzare la spesa del personale dei comuni e poter assumere più vigili. Ma Soligo va anche oltre. Abbiamo un gruppo di protezione civile che conta 35 volontari, credo che se si potesse usare per un controllo del territorio, tra virgolette, non sarebbe male. 2 uomini sono morti nei boschi di Enemonzo in Carnia dopo essere precipitati per una trentina di metri da una parete rocciosa. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in una zona impervia vicino al campo volo, dove le vittime si erano recate per raccogliere il vischio. Una drammatica caduta in un canale impervio dei boschi di Enemonzo in Carnia è costata la vita domenica 7 dicembre a 2 uomini tra i 55 e i 60 anni. Le vittime, Sandro Valent di Udine e Mauro Darpin di Portogruaro, erano uscite con un amico per raccogliere vischio nei pressi del campo volo, quando uno dei 2 sarebbe precipitato dopo il cedimento di un ramo e l'altro, tentando di capire cosa fosse accaduto, sarebbe scivolato a sua volta per una trentina di metri. La Sores regionale ha attivato i soccorsi attorno alle 13:30. L'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia è impegnato in un'esercitazione sul monte Zoncolan con tecnici del soccorso alpino e un medico
è stato dirottato sull'area dell'incidente per una perlustrazione. L'equipe, verricellata nel canale, non ha potuto far altro che constatare il decesso dei 2 uomini. Le operazioni di recupero condotte dal soccorso alpino della stazione di Fornia Voltri e dalla Guardia di Finanza si sono svolte in un ambiente estremamente stretto, bagnato e scivoloso. Dopo l'autorizzazione del magistrato, l'elicottero ha effettuato diverse rotazioni per recuperare le salme e il personale impegnato. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia segnalata dall'amico che era con loro. Ci spostiamo nel Vicentino con il giallo di Torri di Quartesolo, con la morte della 49enne trovata agonizzante nel cortile di casa giovedì mattina. Gli inquirenti continuano ad indagare per trovare risposte alla tragedia. La donna potrebbe essere stata colpita alla testa. Il primo passo è l'autopsia, già disposta dalla Procura di Vicenza, perché c'è da trovare una risposta all'unica profonda ferita alla testa attorno alla quale ruota tutto il giallo. Come è morta Diana Canevarolo? Le speranze che potesse sopravvivere già flebili sono finite 2 giorni dopo lo shock del ritrovamento della 49enne padovana nel cortile del condominio di Via Zara a Torri di Quartesolo, dove la donna viveva con il compagno 62enne Vincenzo e il figlio 19enne Nicolò. Dall'esame autoptico gli inquirenti sperano di poter chiarire almeno uno dei tanti aspetti di questa storia. Una estesa ferita alla testa. Diana è morta per essere caduta dalla finestra dell'appartamento al primo piano? Non è escluso, ma su mani e braccia non risultano ferite tipiche di chi tenti di attenuare una caduta. E d'altra parte la 49enne è stata trovata a qualche metro dalla finestra, in un'area del cortile in cemento priva di muretti o sporgenze. Qualcuno l'ha aggredita? La profonda ferita è compatibile con l'urto contro un corpo contundente. Se fosse così, chi potrebbe essere stato? Un estraneo? Un ladro sorpreso davanti al garage e che ha reagito colpendola con una violenza letale? O qualcuno che conosceva? La squadra mobile ha compiuto diversi sopralluoghi in questi giorni nell'appartamento e nel garage, entrambi messi sotto sequestro, e sentito diverse persone, tra le quali il compagno e il figlio. La scientifica ha setacciato ogni luogo e sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Una in particolare potrebbe essere risolutiva per aiutare la polizia a capire che cosa sia davvero accaduto a Diana e risolvere questo angosciante mistero. Pensionato morto in casa da giorni probabilmente per una emorragia interna. La macabra scoperta ieri mattina in un'abitazione di Padernello, siamo in provincia di Treviso. Il fratello non riusciva a mettersi in contatto con lui da una settimana, preoccupato ha dato l'allarme, ma una volta che i vigili del fuoco hanno aperto la porta di casa hanno fatto la drammatica scoperta. Carlo Carnio, 72 anni, pensionato di Padernello di Paese, era morto da giorni stroncato da un malore nella sua abitazione di via Costanzo Porta. L'intervento da parte di vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Paese e su M118 in mattinata. Il 72enne è stato trovato senza vita sul divano, stroncato probabilmente, stando all'esame effettuato dal medico intervenuto sul posto, da un'emorragia interna. I militari dell'Arma hanno escluso una morte causata da terzi. Non ci sono né segni di violenza sul corpo né di effrazione in casa. L'autorità giudiziaria ha già restituito la salma alla famiglia per procedere con le esequie. Torniamo a parlare della strage del bus di Mestre, con la decisione della Procura di indagare come unici responsabili dipendenti vecchi e attuali del Comune di Venezia. La palla passa ora alle difese, c'è tempo fino a metà gennaio per smontare le accuse per illegali. Il nodo dello sterzo del mezzo è ancora da sciogliere. 20 giorni con la pausa natalizia, quindi si andrà a metà gennaio. È il tempo a disposizione dei legali degli indagati nella strage del bus di Mestre per formulare ogni valutazione del caso. Con la chiusura delle indagini sono 7 in totale gli indagati, con l'entrata dei dirigenti dei lavori pubblici del comune e anche del passato. Richiesta di archiviazione invece per Massimo Fiorese, l'amministratore delegato della Linea, la compagnia proprietaria del bus. Secondo la procura, infatti, non avrebbe potuto far nulla per evitare il concatenarsi di eventi che ha portato alla strage di quel 3 ottobre, in cui persero la vita 22 persone, tra cui l'autista trevigiano Alberto Rizzotto. Ai già indagati Simone Agrondi, Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro si aggiungono il padovano Guido Stagno Andriolo e i veneziani Diego Costantini, Franco Fiorin e Fabio Pasconna. Sulla vicenda è intervenuto il vicepresidente Dem della Commissione Trasporti in Consiglio regionale. Che ci auguriamo che si vada avanti, che si individuino le responsabilità, lasciando fuori la demagogia
e che si faccia chiarezza di una tragedia così grande e immane che non può essere derubricata o lasciata nel tempo nella scatola del dimenticatorio. Quindi si faccia chiarezza, non diciamo nulla quando ci sono le indagini e quando c'è della gente indagata, perché insomma siamo garantisti, però ci auguriamo che ci sia in modo chiaro e fermo un'attenzione per giungere alla verità, perché è un capitolo davvero buio della nostra storia veneziana. Se l'avvocato di Fiorese al momento non commenta, i legali dei primi indagati hanno invece diffuso una nota congiunta in cui si legge: le difese, in attesa di esaminare gli atti del fascicolo dei pubblici ministeri, non nascondono la propria meraviglia. La Procura della Repubblica, all'esito di un'indagine durata oltre 2 anni, ha ritenuto di attribuire tutte le responsabilità dell'incidente unicamente ad alcuni dipendenti del Comune di Venezia, nonostante il varco fosse presente sin dagli anni 60. Poi c'è la questione dello sterzo, su cui tra l'altro ci fu chi testimoniò ai nostri microfoni che molti mezzi della linea avessero anomalie in tal senso. Stupisce, scrivono infatti i legali, che la rottura dello sterzo di un autobus praticamente nuovo, fatto che ha innescato l'incidente, non sia stata considerata tra le cause del sinistro. Per certo il bus non è sbandato per cause naturali e non è normale che per oltre 3 secondi e mezzo dal primo urto contro il guardrail, al quale ne sono seguiti altri, non ci siano frenate. Confidiamo, continuano ancora i legali, che le ragioni di tali scelte possano trovare una spiegazione negli atti. Lo si deve agli indagati, alle vittime e alle loro famiglie, e le difese si batteranno perché l'evento sia riconosciuto nella sua compiutezza. Le accuse per gli indagati sono a vario titolo di omicidio colposo, lesioni colpose, stradali e crollo colposo. Andiamo un attimo fuori provincia, fuori regione per meglio dire, andiamo a Udine, perché si muove la macchina della solidarietà per la signora Lidia. Dopo la denuncia a TV12, emittente del gruppo Media Nord-Est, arrivano le offerte di persone che si rendono disponibili gratuitamente per mettere in sicurezza e sistemare l'appartamento liberato dall'occupazione abusiva. Devo dire che ho visto l'intervista che avete fatto e la signora però è una signora molto resiliente, si è rivolta ai carabinieri, ha fatto tutto quello che era necessario. Continua a far parlare il caso della signora Lidia, che ha denunciato a TV12 l'occupazione abusiva del suo appartamento di via Roma. Lo stupore e il timore di potersi trovare nelle stesse condizioni ha alimentato ulteriormente il già vivo dibattito sulla sicurezza tra la popolazione. Parallelamente ha iniziato a muoversi anche la macchina della solidarietà, tante le offerte di aiuto arrivate alla nostra redazione di persone disponibili gratuitamente ad effettuare lavori per mettere in sicurezza l'appartamento. Naturalmente il Comune può esprimere indubbiamente vicinanza nei confronti della signora, noi teniamo sempre monitorata la zona e cerchiamo anche di fare delle indagini. Naturalmente questa è una questione purtroppo tra privati, perché c'era anche un subaffitto che credo non fosse affatto autorizzato dalla signora, che ha più di 80 anni, quindi siamo molto vicini e sempre disponibili a fornire il nostro aiuto. Il caso della signora Lidia non è paragonabile a quello degli immobili abbandonati e delle grandi aree dismesse, occupate a loro volta spesso da senza tetto e non sempre per necessità, talvolta anche per trasformarli in luoghi di ritrovo per spaccio e consumo di droga, ma l'occupazione, che sia in abitazioni private o in edifici abbandonati, pubblici o privati, è un problema da affrontare. È una questione calda, per cui occorre monitorarli con attenzione, non solo a Udine, perché come sapete sono sede di insediamenti illegittimi e abusivi che poi creano ulteriori problemi. Per cui occorre partire dagli immobili abbandonati, a mio avviso, per avere delle politiche di controllo del territorio efficaci e che prevedano degli interventi di rigenerazione urbana che partono dagli immobili abbandonati per edificare. Al di là del tema di sicurezza per i cittadini, arginare il fenomeno va anche nella direzione di tutelare gli stessi occupanti abusivi da situazioni rischiose. In via Bariglaria 2 persone pochi giorni fa sono morte, probabilmente per intossicazione da monossido di carbonio inalato mentre tentavano di riscaldarsi. Adesso noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi insieme a mamma Elena e papà Federico vi raccontiamo la storia del loro Valentino. A tra poco.
Siamo tornati in diretta e come annunciato in questo spazio raccontiamo la storia di Valentino, un bimbo di 3 anni, un bimbo bellissimo, lo vedrete adesso nelle foto, di Preganziol, ma come racconta la sua mamma Elena sui social, per lui la vita è stata difficile sin dall'inizio. Allora salutiamo, buongiorno Elena Vivani e buongiorno a Federico Santello, la mamma e papà di Valentino, Buongiorno. grazie. Buongiorno. Salve, grazie di averci invitati a parlare di Vale. Ecco, parliamo di Vale, Elena. Valentino soffre di una malattia rara, a questo punto possiamo inquadrarla così, che però in questo momento non ha ancora un nome, non ha ancora una diagnosi certa, ma solo un'ipotesi che in qualche modo è stata formulata andando un po' per esclusione. Ci vuole raccontare la storia di Valentino sin da quando viene alla luce 3 anni fa e lei, come ogni mamma, si accorge che c'è qualcosa che non va? Allora, Valentino è nato da un parto difficile. Ha subito un cesareo d'urgenza, è andato in ipossia e fino dalle prime ore dopo la nascita ci siamo accorti che soffriva di ipoacusia, ossia una perdita parziale dell'udito, e dopodiché i primi mesi di vita sono trascorsi quasi normalmente, tranne il fatto che Vale aveva qualche strano spasmetto che non riuscivamo bene ad identificare, e poi pian piano, andando verso i 6 mesi di vita, ci siamo accorti che non riusciva a compiere le normali tappe dello sviluppo psicomotorio e che c'era davvero qualcosa, insomma, che non andava. Abbiamo fatto i primi esami neurologici ed è stato subito ricovero d'urgenza a Treviso e ci è stato detto che la situazione, insomma, era molto grave. Da lì in poi Valentino ha affrontato una serie di cure farmacologiche molto pesanti e con pesanti effetti collaterali sulla vita sua e sulla vita quotidiana anche nostra, insomma. Ecco, quali sono le condizioni oggi di Valentino? Possiamo dire che lui soffre di una forma di encefalopatia epilettica, perché sono soprattutto gli attacchi di epilessia, forse il sintomo più importante in questa fase. Esatto, è un problema neurologico che va a compromettere tutto lo sviluppo psicomotorio, sicché lui non è in grado ad oggi, in realtà Vale a 4 anni, non è in grado ad oggi di camminare, non è in grado di parlare, emette solo dei suoni, non è in grado di controllare bene il movimento degli arti e delle mani. Nell'ultimo anno ha dei grossi problemi di deglutizione e un anno fa è stato anche operato per mettere la PEG, che è una sonda che va direttamente nello stomaco e gli permette così di alimentarsi e di idratarsi. Soffre anche, come ho detto, fin dalla nascita di ipoacusia, porta le protesine acustiche e appunto porta gli occhiali perché ha una forma grave di astigmatismo, e diciamo i farmaci che deve prendere sono più di uno e hanno anche degli effetti collaterali importanti sulla sua vita quotidiana, inducono stati di forte nervosismo, problemi di sonno e problemi anche digestivi. Ecco, io ho detto, forse in modo improprio, che un po' si è andati per esclusione nel cercare una diagnosi che potrebbe essere quella di una malattia che lascio a lei pronunciare perché è molto complicato il nome, Elena. Quale potrebbe essere? Sì, c'è un'ipotesi al momento dei neurologi che possa essere la Lennox-Gastaut, però i sintomi di Vale in parte assomigliano a questa patologia, che comunque è molto rara e non ha nessuna cura ancora esistente, e in parte sono diversi perché per esempio in questa patologia non è comune l'ipoacusia, quindi o sono presenti più patologie in contemporanea, ancora questo non è ben chiaro. Diciamo che stiamo ancora un po' brancolando nel buio al momento. Ecco, Federico, com'è vivere non sapendo qual è la diagnosi, perché poi uno capisce con che cosa ha a che fare, capisce quali sono anche le possibilità di affrontare quelli che sono i sintomi, di affrontare la malattia, se la malattia avesse un nome, ma in questo momento voi un nome non ce l'avete.
Esatto, diciamo che è una delle cose che comunque ci pesa un po' di più a livello psicologico, perché comunque il fatto di non sapere comunque cosa possa avere Valentino o che cosa ci possa aspettare in futuro per quanto riguarda quello che è la sua salute o anche eventuali miglioramenti a livello psicomotorio, a livello comunque di salute generale, sicuramente è un grosso peso per noi. Com'è la vostra quotidianità, Federico? La nostra quotidianità diciamo che non è molto semplice, perché comunque dobbiamo innanzitutto lavorare entrambi, perché per provvedere ai suoi fabbisogni dobbiamo comunque lavorare, e quando finiamo di lavorare comunque dobbiamo gestirlo, e per quanto riguarda il suo stato di salute, come accennava anche Elena prima, è un bambino che ha bisogno di costante attenzione, quindi non possiamo, o diciamo non abbiamo il lusso di poterlo gestire con tranquillità, magari uscendo con gli amici o comunque anche semplicemente portandolo in giro, perché anche la sera quando torniamo a casa Valentino è molto nervoso e quindi stare comunque a casa non si riesce, quindi lo portiamo in giro fino a tardi, anche dopo l'orario di cena, per poterlo tenere un po' tranquillo, perché una delle poche cose che lo rasserena è fare i giri in macchina oppure fare delle lunghe passeggiate, che come immaginerete d'inverno non è molto semplice, quindi ci rifugiamo un po' nei centri commerciali che chiudono un po' più tardi e cerchiamo di tenerlo tranquillo il più possibile e poi torniamo a casa, però sì, non è semplice. È anche difficile coniugare col lavoro gli impegni legati alla sua salute, le molte visite che deve fare tutti i mesi, frequenti ricoveri, le frequenti malattie, visto che essendo un soggetto fragile si ammala molto facilmente e ci mette più tempo del normale, diciamo, a riprendersi, a recuperare. Elena, lei su Facebook, su Instagram, adesso vedremo anche, ha deciso di raccontare, di condividere in qualche modo la storia di Valentino. Esatto, sì, vorremmo raccontare la sua storia per farla conoscere e per creare anche una rete di contatti, di scambio di informazioni, confrontarci con altre famiglie che vivono situazioni simili alle nostre, e sta già succedendo, perché anche se le abbiamo aperte da poco già abbiamo ricevuto molti contatti, ci hanno scritto molte famiglie, molte altre persone, ci sono arrivati anche suggerimenti di centri medici, di altri esperti a cui provare a rivolgerci, e inoltre chiaramente vorremmo anche promuovere la raccolta fondi che abbiamo aperto per Valentino. Tra pochissimo parleremo anche della raccolta fondi, quella era la pagina Facebook, questa invece è la pagina Instagram Valentino San 21, per chi volesse seguirlo. In qualche modo condividere la vostra storia è un modo per sentirsi meno soli? Assolutamente, è un modo per sentirci meno soli e anche per fare nel nostro piccolo un po' di sensibilizzazione rispetto a quella che è le difficoltà, la situazione di vita delle famiglie come la nostra. Valentina, io mi fermo un attimo su questa foto, lei con il pancione, immagino che lei ha detto è stata una gravidanza, un parto difficile, che in quel momento con il pancione voi sognavate una vita insieme al vostro bimbo diversa da quella che poi il destino vi ha voluto portare. Sì. È proprio così, però bisogna affrontare le situazioni che la vita ci pone davanti, comunque andare avanti. Sì, è un po' difficile riguardare quelle foto proprio per questo motivo, perché avevamo tanto desiderato un bimbo e sicuramente non ci aspettavamo quello che è successo poi, però lo amiamo comunque tantissimo ed è il centro del nostro mondo. Ci vuole una grande forza, un grande coraggio, Federico, per affrontare ogni giorno queste difficoltà. Sono necessarie anche con dei figli che sono sani, ancora di più quando si ha a che fare con la malattia, e ancora di più pensando, lei lo diceva, ci preoccupa anche il futuro. Da qui poi c'è questa raccolta fondi, eccola qui ora. Vi mostro anche la pagina, proprio perché quello che è il futuro è un futuro che richiede un grande impegno anche economico.
Esatto. Diciamo che comunque ad oggi la situazione si sta man mano delineando per quanto riguarda lo stato di salute di Valentino, quindi alcune cose cominciano a essere sempre più importanti, perché comunque Valentino, nonostante le sue problematiche, cresce fisicamente anche, quindi noi per esempio in questo momento viviamo in una casa, in un appartamento che ha delle importanti barriere architettoniche, o anche semplicemente gli ausili che serviranno per la fisioterapia, per le sue terapie, o anche un veicolo comunque per persone disabili. Sono tutte cose che in questo momento stanno diventando sempre più urgenti, tra virgolette, oltre a non sapere quello che ci può aspettare in un futuro un po' più lontano. Noi cerchiamo chiaramente di essere sempre pronti per tutte le evenienze, perché vogliamo comunque dare il massimo della serenità a Valentino, e per farlo dobbiamo essere preparati ad ogni cosa. Tra l'altro, Elena, servono anche medicinali, medicine continue, ricoveri, fisioterapia, perché è fondamentale, e tutto questo ha un costo. Esatto, soprattutto le terapie riabilitative sono molto costose, soprattutto in prospettiva nel tempo, perché quando il bambino cresce saranno interamente a carico nostro, lui dovrà per tutta la vita fare fisioterapia per mantenere uno stato di salute decente, insomma, per poter continuare ad allenarsi e a acquisire qualche piccola competenza in più, o mantenere le poche che ad oggi ha. E quindi avremo dei costi esorbitanti per le terapie riabilitative, per gli ausili, per l'assistenza, perché come diceva Federico avremo bisogno di un aiuto per tutta la vita di Valentino, perché lui non sarà mai autonomo, e man mano che cresce il suo peso aumenta, diventerà difficile anche solo per me sollevarlo e lavarlo. E appunto poi nell'immediato avremo il costo di trovare un'abitazione senza barriere architettoniche, che ci consenta di gestirlo un minimo serenamente, un mezzo di trasporto adatto al trasporto di una carrozzina, e poi eventuali terapie sperimentali o terapie diciamo integrative rispetto a quelle classiche, per provare ad alleviare le sue sofferenze e a garantirgli una qualità della vita il più possibile, più alta possibile, insomma la vita migliore che lui possa vivere nella sua condizione. Io ho parlato di barriere architettoniche quando ho introdotto, quando vi ho introdotti, ma quando ci siamo sentite, Elena, lei parlava anche di altre barriere con le quali si ha a che fare nella quotidianità. Le barriere con cui ci dobbiamo confrontare sono le difficoltà della gestione quotidiana, soprattutto, cosa diciamo, le difficoltà quotidiane appunto nel fatto che quando ci occupiamo di lui la sua cura è totalizzante, quindi diventa difficile anche andare banalmente un momento al bagno, bere un goccio d'acqua, mangiare qualcosa quando ci si prende cura di Valentino, perché appunto è come un neonato, è come avere un neonato per tutta la vita, che però aumenta di volume e diventa sempre più impegnativo da gestire man mano che il tempo passa. Le mamme che hanno i neonati o che hanno avuto neonati sanno di che cosa parlo. Ecco, immaginate di avere un neonato per tutta la vita. Questa è una delle difficoltà, insomma, più grosse. Poi appunto il fatto che la sua patologia e i farmaci che assume inducano uno stato di nervosismo continuo ci rende anche difficile avere una vita sociale, frequentare altre persone, anche avere una vita familiare, perché in realtà nei weekend per riposarci ci dividiamo e me ne occupo un po' io e lui riposa, e poi viceversa, ma facciamo un po' fatica a stare anche tutti e tre assieme banalmente, quindi siamo tanto soli, ecco. Questa è una grossa barriera con cui ci scontriamo. Posso chiedere ad entrambi come ultima domanda che desiderio vorreste esprimere? Siamo sotto Natale, è il momento dei desideri, dei regali, che cosa vi piacerebbe avere? Ci piacerebbe, allora, idealmente trovare delle terapie anche alternative che aiutino Vale quantomeno a stare più sereno, a vivere più sereno la quotidianità,
a sentirsi meglio, a sorridere di più. Lui è anche un bimbo molto vivace, molto affettuoso, però appunto soffre tanto e questo credo che desideriamo più di tutto. E poi, se fosse possibile, essere seguiti sui social, essere supportati da più persone possibili, perché questo permette anche alla nostra storia di avere più visibilità. Federico? Sicuramente il primo augurio è quello che Valentino possa trovare anche perlomeno un po' di stabilità per poter vivere, non dico esattamente come gli altri bambini della sua età, ma perlomeno di godere di quello che sono comunque gli anni della sua giovinezza e della serenità che purtroppo, per quanto sia un guerriero, perché veramente ha una forza che io ed Elena comunque gli invidiamo, perché lui è sempre stato a testa alta in tutti i ricoveri, lui ride sempre, sopporta cose inimmaginabili che la maggior parte comunque dei bambini per fortuna non deve vivere, quindi il mio augurio è quello che possa trovare, perlomeno fino a che magari non avremo delle risposte più certe su quella che è la sua condizione, sarebbe bello che potesse vivere con un po' più di serenità e un po' meno di sofferenza, sia a livello fisico che a livello mentale. E noi ci uniamo in questo augurio. Ricordo Valentino San 21 su Facebook e Instagram per seguire la storia di Valentino, la storia di Elena e di papà Federico, e qui avrete anche poi il link per questa raccolta fondi per costruire insieme alla sua mamma e al suo papà il suo futuro. Abbracciate da parte nostra Valentino e io vi ringrazio per averci raccontato. Grazie infinite a voi di Antenna 3 e ci teniamo anche a ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto fino ad adesso e che sono state favolose, preziosissime per noi. Grazie di cuore a tutti quanti. Grazie a voi e un buon Natale a voi e un buon Natale speciale a Valentino. Grazie davvero Elena, grazie davvero Federico. Grazie. Grazie. E questa era la storia di Valentino, una storia che ha bisogno di un supporto anche semplicemente di vicinanza, perché questa mamma e questo papà, insomma, ha fatto effetto le parole di Elena che ha detto siamo soli, chiaramente ci sono i familiari, chiaramente ci sono gli amici, però è una battaglia difficile da affrontare nella quotidianità e c'è bisogno del supporto anche economico, perché avete sentito le tante spese con cui questa famiglia ha a che fare per garantire un futuro al loro piccolo Valentino. Noi torniamo con la cronaca e di nuovo usciamo fuori regione, questa volta andiamo a Trieste perché è in corso l'identificazione di 2 giovani che alcune notti fa sotto l'effetto dell'alcol si erano fotografati tra le statue del presepe di Piazza Unità, appunto a Trieste. Grazie alle immagini delle telecamere è stato ricostruito l'episodio di danneggiamento della statua del pastore. Che siano le telecamere che si affacciano direttamente sulla scena o quelle tutte intorno alla zona di Piazza dell'Unità d'Italia, pare che i giovani che alcune notti fa a Trieste hanno danneggiato la statua del pastore all'interno del presepe abbiano le ore contate. Sì, perché se da un lato può essere complesso identificare con precisione le persone, dipende come sono girate rispetto alle telecamere e quanto è nitida l'immagine, è anche vero che la zona è presidiata da altri circuiti di videosorveglianza che potrebbero ricostruire i movimenti dei giovani che hanno commesso il fatto. La polizia locale sta visionando le immagini e i responsabili del danneggiamento verranno denunciati. L'episodio rivela la bravata di 2 persone pesantemente ubriache che di notte hanno deciso di entrare nel presepe di Piazza Unità facendosi foto mentre barcollavano e proprio a causa dei movimenti incontrollati per il troppo alcol uno dei giovani è scivolato andando a sbattere contro il povero pastore e decapitandolo. Poi, fra una risata e l'altra, la testa è stata infilata sul bastone della statua. Il corpo del pastore è stato poi messo in sicurezza dal sindaco Roberto Di Piazza e dalla polizia locale. In queste ore si sta valutando se sarà possibile una riparazione completa o se la statua andrà sostituita.
Vi abbiamo raccontato in apertura di telegiornale del pestaggio ai danni di un gruppo di ragazzi sabato sera in centro a Treviso. Arriva ora una nota della questura di Treviso che sta indagando sulla vicenda, si ricostruisce la dinamica di quanto accaduto. Si legge, secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di 4 giovani italiani, 3 maggiorenni e un minorenne, sarebbe stato inizialmente avvicinato e insultato da 2 ragazzi presumibilmente di nazionalità straniera appartenenti ad un gruppo più ampio di circa 8 persone. In questa prima fase i 2 soggetti avrebbero rivolto offese al minore del gruppo, colpendolo poi con uno schiaffo. In un secondo momento lo stesso gruppo di vittime sarebbe stato nuovamente raggiunto dagli aggressori sul ponte situato all'esterno di Porta San Tommaso, dove la situazione sarebbe ulteriormente degenerata in una violenta aggressione. Sebbene l'area esatta dell'aggressione non sia coperta da sistemi di videosorveglianza, la Polizia di Stato, grazie alla visione delle telecamere installate nelle zone limitrofe e alle dichiarazioni delle vittime e ad una fotografia scattata da un passante che ritrae i presunti autori, sta procedendo all'identificazione uno per uno dei componenti del gruppo degli aggressori al fine di dare una risposta immediata rispetto ad un episodio che ha turbato la cittadinanza dopo un lungo periodo in cui non si sono verificati nel centro di Treviso fatti di analoga gravità. Si conclude la nota della questura con una sorta di appello. Si dice: chiunque disponga di informazioni utili alla ricostruzione dei fatti è invitato a contattare la Polizia di Stato di Treviso. Insomma, il tema baby gang torna d'attualità a Treviso. Treviso, nella Marca trevigiana, vi abbiamo raccontato le scorse settimane di episodi diffusi un po' in tutta la provincia. Sono diverse le segnalazioni che arrivano quotidianamente a Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso. Buongiorno Demma e buon 8 dicembre. Buongiorno a tutti voi e auguri di buona festa. Allora, prima di addentrarci nel tema baby gang, che richiede uno spazio a sé perché lei deve riportare di una vicenda che sta seguendo direttamente, vorrei aprire una parentesi sul tema furti, perché un po' la sua associazione nasce proprio legata al tema dei furti, poi si è allargata al tema delle truffe e appunto del disagio giovanile, quindi della violenza giovanile. Furti che, ahimè, e in qualche modo lo sappiamo perché seguiamo ormai da anni che è il periodo preferito, mettiamolo così, insieme a quello estivo probabilmente, quando la gente esce di casa, vuoi perché si allontana, qui c'è un lungo ponte festivo, persone che si allontanano, si assentano per andare a fare compere di Natale, mercatini, eccetera. Il buio arriva molto presto e questo, insomma, facilita, sono tutti gli ingredienti esatti che preferiscono. La ricetta perfetta. Esatto. Vi daremo conto questa sera di un furto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Breda di Piave in un'abitazione. È stata messa a soqquadro dai ladri entrati dalla finestra del bagno e come spesso accade a scomparire sono non oggetti preziosi ma spesso ricordi, in questi casi i ricordi della figlia dei padroni di casa, di una bimba di 10 anni che si è vista portare via praticamente tutto. Ma Demma, lei mi anticipava di essere stato avvicinato nei giorni scorsi in occasione di alcuni eventi da cittadini che le hanno raccontato della loro esperienza diretta, ahimè, con i ladri. Sì, assolutamente, ormai è diventato, dove lavoro innanzitutto è diventato un via vai di persone che mi vengono a raccontare la loro testimonianza e ovviamente anche la loro ansia, le loro paure e tutto quello che gli succede, le giornate in cui passano poi nel post furto con l'ansia di vedere tutta la casa distrutta, le porte e finestre come vediamo rotte, la casa a soqquadro, che ultimamente vediamo un riprendersi di questo schema dove vanno veramente a guardare anche le immondizie per cercare. Ieri poi principalmente ero onorato di essere ospite alla festa dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Treviso e ovviamente lì
era una cosa anche particolare perché sono tutte persone ex poliziotti che hanno dedicato una vita a combattere queste problematiche e anche loro purtroppo erano continue vittime di furti o guardano il tema con una grande solerzia, no? Ieri mi raccontava una persona che è stato vittima 2 volte di furti a Castelfranco, perché noi parliamo di Treviso, ma come dico sempre io, in realtà parliamo di provincia di Treviso, e quindi mi parlava a Castelfranco, mi pare via Larga, dove è stato visitato 2 volte dell'abitazione. Un'altra persona che mi raccontava che la sera è uscito per far fare un giretto al cane nel giardino, perché adesso molti tengono i cani dentro proprio per fare da vedette, e ho fatto un giretto in giardino, è rientrato e ha visto dal social nostro di Furti in Corso che in realtà i ladri erano a 5 metri da lui, cioè di fronte all'abitazione. E la cosa che l'ha stupito è il fatto che non ha visto, non ha sentito, non ha percepito la presenza di ladri e ha detto adesso io ho veramente il timore, la paura di aprire la porta, tanto che metterò una telecamera e prima di uscire guarderò il vicinato. Quindi c'è proprio questa estrema paura da parte di tutti, di senso di insicurezza, che poi non è più un senso, è una vera e propria insicurezza, purtroppo, perché non c'è più un vicino o un amico che non ci racconti di aver subito un furto. Tra l'altro lei raccoglie anche la frustrazione di cittadini che magari non hanno vissuto l'incubo dei furti e per proteggersi, mettiamola così, decidono di affidare i beni più preziosi, quelli che sono i gioielli, ma anche ricordi di famiglia che temono che possano finire nel bottino dei ladri, andando nelle banche, quindi chiudendo nelle cassette di sicurezza o addirittura vendendoli al compraoro, proprio per timore che possano diventare in qualche modo un pretesto per i ladri, per poi anche insomma, creare i danni che sappiamo si verificano durante i furti. È questo che le raccontano? Sì, mi hanno raccontato di tutto, mi hanno detto appunto che io parlo anche della mia cittadina di Roncade, che così almeno ho il polso un po' più diretto alla situazione, che con il fatto di una nostra amica che ha ricevuto un furto abbastanza importante, nel senso non tanto di cosa hanno portato via, da come hanno però fatto danni e tutto, e in realtà tutti gli stavano raccontando a me e a lei quanta gente ha preso proprio la cassetta di sicurezza in banca per depositare oro e gioielli. Questo purtroppo sì, una buona cosa perché lì è al sicuro, però è anche vero che è un'ennesima privazione della nostra libertà di poter dire domenica indosso una spilla della nonna, della mamma, della sorella in ricordo suo e via, quindi rimangono lì custoditi in banca. E c'è una banca, 2, che in realtà ormai hanno praticamente finito le cassette di sicurezza, se non finite, proprio per questo motivo, e altri che mi hanno raccontato che hanno preparato anche i sacchettini, ovviamente ben nascosti e via dicendo, perché hanno raccolto con mamma, zie, che tanto comunque li porteranno via prima o poi, e almeno li vendo e mi vado a fare un viaggio e mi diverto un po'. Cioè, secondo me è veramente brutta come cosa, quasi un gettare la spugna, dire ormai tanto abbiamo capito che se non è oggi e domani mi vengono dentro e quindi a questo punto non tengo più niente in casa. Veramente difficile secondo me da raccogliere tutte queste testimonianze. Io a volte alla sera per fortuna ho una gran famiglia che mi dà conforto, perché faccio un po' da pungible, no, di tutte queste sensazioni, e devo essere sincero, è molto pesante da parte mia di Furti in Corso gestire queste cose. Noi abbiamo mostrato in apertura un servizio con la voce di diversi sindaci esasperati che chiedono intervento deciso, addirittura ipotizzando l'utilizzo della protezione civile e della polizia provinciale per arginare questa piaga dei furti. Sindaci che, lo ricordiamo, sono invitati dall'associazione Furti in Corso a questo evento che sarà in programma il 26 gennaio a Santa Caterina con il Ministero, con il sottosegretario Ostellari e quindi con il Ministero della Giustizia per affrontare il tema e quelle che possono essere le possibili soluzioni.
Sì, io in realtà la vedo benissimo questa notizia in cui tutti i sindaci stanno veramente, forse hanno raccolto anche, io pochi giorni fa ho invitato tanti cittadini a mandare mail ai comuni, alla prefettura e per conoscenza noi di Furti in Corso della loro preoccupazione. Io credo che un pochino di spinta l'abbia dato anche questa, perché ne ho viste veramente decine e decine di mail arrivate, qualcuno magari non me l'ha mandata in copia o qualcuno l'ha mandata solo al sindaco o solo in prefettura, però il fatto che tutti questi sindaci finalmente dicono no, ora basta, vediamo i nostri cittadini disperati ed esasperati, mi fa ben sperare, no? È un po' io vivo sperando ovviamente, perché è un bel gesto. Poi più che protezione civile io punterei sul fatto di andare con i militari delle strade sicure, no? Loro sono formati, molti di loro, e perché non gli diamo la possibilità di fare strade sicure, quindi ogni pattuglia di militari gli diamo un sottufficiale dei carabinieri o comunque un agente, in maniera da poter amplificare i controlli. Ma oltre ai controlli, come dicevi giustamente tu, è il fatto di perché l'incontro il 26 gennaio con il Ministero di Grazia e Giustizia? Perché a noi interessa il post, perché di controlli bene o male riusciamo anche a averne, purtroppo non possono far miracoli, come diciamo sempre, perché già stanno donando la loro vita per darci una mano a noi, i poveri agenti di sicurezza, che siano carabinieri, polizia e finanza, però fondamentalmente serve il passo dopo, no? Dove deve esserci una certezza della pena per noi che li vediamo finalmente andare in galera, e anche per loro, perché altrimenti io credo sia una frustrazione continua vedere correre tutta la sera a prendere rapinatori, truffe di tutti di più, baby gang che siano, e poi vederli liberare il giorno dopo, perché oggi ci sono dei vari step che devono essere affrontati, ed è con quello che parliamo col Ministero di Giustizia, cioè proprio modificare le leggi, anche l'età perseguibile, per poter dare un po' di sicurezza ai cittadini. Come sta procedendo l'organizzazione, Christian? Allora, sta procedendo abbastanza bene, diciamo, ovviamente non è facile organizzarla, nel senso che a volte si dà magari per scontato che un cittadino, come sono io, possa gestire una cosa del genere facilmente, come magari sono abituati i comuni o le amministrazioni locali, no? Quindi io in questo momento sto facendo un attimino da centro tra ministero, tra prefettura, tra il comune, perché ho chiesto il patrocinio al comune, ho chiesto il patrocinio al ministero, quindi scusate, non è facilissimo gestire questa situazione per un cittadino che in realtà ad oggi non ha mai gestito una cosa così grande. Però dai, vedo che adesso da ieri l'altro si è sbloccato un attimino e vedo una buona collaborazione anche del Comune di Treviso. Mi sto sentendo con la segretaria di Mario Conte e adesso a giorni ci sentiamo per gestirmi. Io un po' di video li ho mandati alle più alte autorità di Treviso, e adesso tramite lui, il presidente ANCI, manderemo gli inviti a tutti i primi cittadini, perché secondo me che vadano al Ministero degli Interni e vengano anche al Ministero di Grazia e Giustizia sarebbe veramente una cosa bellissima, perché vuol dire che hanno a cuore sia il controllo che poi anche la famosa certezza della pena, perché è quella che chiedono anche loro continuamente. E in quell'occasione si parlerà di furti, chiaramente, si parlerà di truffe, ma si parlerà anche di baby gang, perché è un altro tema assolutamente sentito a Treviso, ma non solo, perché anche grazie a lei abbiamo ricostruito qualche settimana fa una mappa, mettiamola così, dei fenomeni di baby gang che interessano magari in forma maggiore, perché è anche una realtà più grande Treviso, ma che sicuramente è diffuso anche nei comuni più piccoli, dove ci sono dei cittadini che sono tenuti sotto scacco da questi gruppi di ragazzini. L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello che abbiamo raccontato, accaduto in pieno centro sabato sera. Le famiglie chiedono una maggiore sicurezza, chiedono maggiori controlli, dicono non ci sentiamo sicuri, ed era quello che un po' le raccontavano anche quelle famiglie che si sono rivolte a lei. C'è però una storia che lei sta seguendo direttamente. Faccio una premessa, è una storia, e lo capirete, molto molto delicata, per cui ci sarà il massimo riservo sui protagonisti. Possiamo solo dire che si tratta di un ragazzo molto giovane, sedicenne, e questo è l'unico dato che possiamo dare, proprio perché si parla di una minorenne, una situazione delicata, e quindi assolutamente va preservata la privacy del ragazzo e della famiglia. E della famiglia. Che cosa succede, Christian Demma?
Allora, è una situazione che è arrivata a voce mia, di Furti in Corso, per una questione di... sono anche onorato ad avere questa fiducia da parte delle persone, perché tanti sono sfogati con me, come abbiamo visto molte volte. In questo caso c'è stata proprio una richiesta di sfogo, aiuto morale, da questa mamma e papà che sono venuti a conoscermi per fare 2 chiacchiere. Loro si sono già posizionati sempre col tempo con le forze dell'ordine, perché prima di tutto va sempre gestito tutto con la stazione dei carabinieri di competenza o con la questura, no? Poi fatene presente anche al sindaco possibilmente, e poi ovviamente sono venuti da me per cercare un pochino la quadra della situazione. Qui si parla di una famiglia, ve lo dico perché li ho conosciuti, posso dirlo proprio col cuore, di una famiglia classica come tutti noi, no? Il papà gran lavoratore, la mamma che segue la famiglia, e sono tutti cittadini italiani, così evitiamo anche di fare questioni un po' diverse in questo momento. Ma cosa è successo? D'improvviso questo ragazzo, da un ragazzo dolce e affettuoso che era, a scuola ha preso una via molto difficile, una via particolare dovuta al fatto, perché addirittura si parlava con questa mamma che si ipotizza una sorta di reclutamento da delinquenza all'interno di certe scuole, no? Nel senso che ci sono delle persone che invogliano con il soldo facile, con l'uso di sostanze o via così, di intraprendere quella carriera. Lui purtroppo si è fatto un attimo prendere la mano da questa situazione e ha svoltato nella peggiore delle ipotesi, quindi ha cominciato a creare grossi problemi in famiglia, nonostante gli stessero dietro, gli stanno ancora dietro in maniera incredibile. Ha cominciato a girare vedere che girava con coltelli, con droghe, con sostanze stupefacenti, e quindi è fondamentalmente crollata la famiglia. Sta crollando la famiglia ovviamente perché è una situazione complessissima, avendo anche diciamo, non sono solo in 3 in questa famiglia, la giriamo così cerchiamo di tenere sempre le distanze per una privacy corretta, però non è facile perché mi raccontava che ci sono pochissime strutture da noi, non solo in Veneto ma anche in Nord Italia, che possono ospitare ragazzi minori di 18 anni con disturbi di aggressività e via. Quindi tutta questa situazione sta andando sulle spalle della famiglia, e fanno molta fatica a trovare l'ingranaggio che possa dargli una mano, no? E quindi per quello sono venuti un po' a chiacchierare con me, e questa cosa mi ha veramente scosso, perché mi sono molto immedesimato, come mi sono immedesimato, se mi permetto un secondo di dire, per la cosa che è successa a Porta San Tommaso, post zona anche di ex vicino a casa mia, per capirsi, dove io ho sempre detto a mio figlio: se ti provocano e ti rompono le scatole, tu girati dall'altra parte e lascia stare, cosa che ho visto hanno appurato anche gli inquirenti che è successo anche in questo caso, però sono andati a cercarli per picchiarli, no? Quindi c'era una volontà di fare una spedizione punitiva, non si capisce neanche il motivo per cui il cervello di questi ragazzini porta a questo, però di fondo c'è tutto un filo conduttore e una fragilità di questi ragazzi che vengono portati a diventare baby gang, aggregati di baby gang o capi baby gang addirittura, e non c'è poi il post di tutto ciò, perché piuttosto di fare 3 denunce, 4 denunce, 5 denunce, poi ci vuole anche una struttura adeguata che li possa anche in certi casi particolari dare una mano. Poi in altri casi dovrebbero, come dico sempre io, essere mandati anche in galera se la cosa diventa diversa, no? Perché ogni caso è a sé stante. Io vorrei dire a tutti di non generalizzare i casi, tante volte senti ma la famiglia non gli sta dietro, ma non va bene così. In questo caso è una famiglia a posto, gli è stato dietro, gli sta ancora dietro, però è stato veramente reclutato da delinquenti incalliti. Io volevo raccontarvela perché secondo me può toccare tutte le famiglie. Mi ha, diciamo, rotto una convinzione anche a me che magari potevo avere un tempo fa, dicendo che a me non capita, non può capitare perché gli sto dietro. In realtà a me basta una deviazione piccola e il dramma familiare lì davanti. Affettuoso, un ragazzo Sì, legato, sì, sì. quindi non dava nessun tipo di segnale che potesse poi prendere questa strada.
No, ieri la mamma mi ha mandato delle foto perché ormai è nata anche una sorta di rispettosa amicizia con la famiglia e mi ha mandato delle foto e non nascondo che mi era un po' commosso, anche adesso a pensarci, non posso nascondere il tremolio della voce, perché vedere che in famiglia era tutto coccoloso e tutto quanto sorridente, sembra quasi veramente impossibile che nell'arco di un anno, perché poi alla fine cambia lì con l'inizio delle superiori, possa succedere tutto questo. Ed è per questo anche che io ho invitato il giorno 26 due scolaresche, no? Adesso tramite una scuola, adesso vediamo di combinare, due scolaresche di prima lì con il senatore Slari proprio a parlare, a vedere che c'è, ci sono le istituzioni, ci sono e in qualche maniera, in qualche modo un aiuto si può avere e là bisogna lavorarci molto e lì voglio lavorarci con il Ministero proprio su questo frangente qui. Questo ragazzo ha situazioni di violenza anche all'interno del nucleo familiare, mi sembra di aver capito da quello che lei diceva. Sì, purtroppo è alla ricerca disperata continua di denaro, perché ovviamente quello serve, nel senso per fare qualsiasi cosa, per fare la bella vita, piuttosto che per utilizzare diciamo stupefacenti o qualcosa, e quindi molto spesso alza mani in casa o minaccia in casa, no? Quindi figuratevi, cioè, tu vedi il tuo figlio che hai cresciuto, gli hai voluto bene, che si ritorce contro di te per, non so, una pastiglietta o per 2 soldi, io vorrei veramente che per un minuto tutti si fermassero a pensare cosa può essere il pensiero di una mamma, di un papà in una situazione del genere. Quindi è una situazione delicata anche per quello, ed è anche per quello che bisogna trovare una soluzione veloce a volte per queste situazioni, perché poi c'è il rischio che succeda il peggio sia per lui che per la famiglia, quindi, e bisogna trovare assolutamente una soluzione, una struttura che possa dare una mano a queste persone che poi magari hanno anche dei disturbi, tra virgolette, di personalità e cose, quindi insomma c'è tutto un suo percorso da fare, però ripeto, ho visto carte proprio che fanno capire che non è assolutamente facile ad oggi uscirne come famiglia, no? Anche lei mi diceva, ti senti un attimo in una bolla dove sembra che quasi nessuno si voglia prendere delle responsabilità a darmi una mano, no? Questa è la sensazione che ha e le macchine della giustizia, si sa, è lunga, soprattutto se si parla di minori e purtroppo cerchiamo adesso in qualche maniera di trovare qualche soluzione giusta con legali o piuttosto che un aiuto e via. Lei ha fatto una premessa importante all'inizio del racconto, ha detto prima di venire da me si sono rivolti alle forze dell'ordine. Sì, certo, io lo dirò sempre, come lo dico per i furti, come per qualsiasi cosa, ci sono gli organi preposti che sono le forze dell'ordine, chi ha più simpatia, carabinieri o polizia, non importa, l'importante è andare da loro, magari anche chiedendo prima se possono parlare con qualcuno, se è un qualcosa di vita familiare, se è un furto e via, e andare sempre lì. Poi, ovviamente, una volta fatto il percorso corretto, possiamo intervenire con le varie associazioni che ci possono essere, no? Frutticorso è una di queste, perché no? Anche semplicemente, io dico a volte, per fare 2 chiacchiere, per parlare, io per fortuna abbiamo tanti amici che se ne intendono di cose legali, io ho un excursus ormai obbligato di saper muovermi anche lì e quindi alla fine si fa, però è sempre, lo dirò sempre, insomma, penso che tra ringraziamenti alle forze dell'ordine che io faccio di continuo e quant'altro, io credo che non ci siano più dubbi che bisogna sempre riferirlo, però sono importanti anche queste associazioni che aiutano poi anche personalmente le persone a venire fuori anche dallo stato di salute mentale in cui si è. Come stanno questi 2 genitori? Che sensazione le hanno lasciato? Stanno male, sono distrutti, nel senso che non vedono la luce alla fine del tunnel, vedono un ragazzo che si sta spezzando sempre di più, la famiglia che si sta spezzando sempre di più,
tante cose che non quadrano, nel senso che sembra quasi utopistico trovare una struttura che possa dare una mano a un ragazzo. Sembra che si stia aspettando l'evento devastante per poi intervenire, no? E quello secondo me non è molto accettabile ai tempi di oggi, perché dobbiamo vedere un po' tutto, anche perché se poi la cronostoria di questa particolare situazione di famiglia porta a poter essere dato una mano, bisognerebbe agire secondo me in giorni, non in mesi o quasi un anno, tra virgolette, no? Quindi la famiglia veramente, guarda, credetemi, io li vedo, quando li vedo, ci parlo insieme, vedo gli occhi gonfi di lacrime che poi si specchiano con i miei, perché poi da papà funziona così. Non è facile e sto cercando in tutte le maniere di trovare un appiglio per dargli una zampa. Grazie davvero Cristian Demma per averci raccontato questa vicenda che ha un importante valore emotivo sicuramente, perché tutti ci possiamo identificare da genitori, ma che apre poi ad un interrogativo della necessità di trovare strutture che possano aiutare questi ragazzi e di conseguenza la famiglia, che non aspetta altro che poter riabbracciare quel figlio coccoloso che era nelle foto che le hanno mandato. E chiaramente ci sarà occasione il 26 gennaio per parlare, per chiedere a chi sarà presente anche di intervenire in tal senso, quindi sarà un'occasione in più per farlo. Ma no, faremo proprio quello, chiederemo questo, chiederemo anche l'abbassamento anche dell'età della pena per certi tipi di reati, perché io con questo non volevo generalizzare che tutti sono buoni e tutti no, perché ieri, ad esempio, il caso di San Tommaso, secondo me andrebbero accompagnati in galera, che vai a cercare di picchiare delle persone. Quindi bisogna trovare gli incastri giusti, non sarà facile, magari la bacchetta magica non ce l'abbiamo noi, ma l'importante, come dico sempre io, è provarci e continuare a provarci, perché dobbiamo aiutare i nostri ragazzi. Grazie ancora a Cristian Demma, Presidente dell'Associazione Furti in Corso, per averci raccontato tutto questo. Grazie e buona giornata, arrivederci, grazie davvero Demma. Anche a voi. Noi ci fermiamo, abbiamo ancora la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, il paese di Villa Cordignano è in allerta dopo la misteriosa scomparsa di Ginger, la piccola pincher nana della famiglia Carletta, scomparsa durante un furto in casa. La famiglia sconvolta è in cerca di risposte e lancia un appello urgente a chiunque possa averla vista. Ginger manca ormai da una settimana e siamo disperati. Siamo disperatissimi e vogliamo che ritorni a casa qui da noi. Sabato scorso tra le 18:30 e le 19:30 la famiglia Carletta ha vissuto momenti di grande paura. Il figlio Gabriel, rientrando a casa dopo essere stato dai nonni, ha trovato l'abitazione in via Faidel, a Villa di Cordignano, visitata dai ladri. Oltre al disordine e allo shock, la scoperta più dolorosa: la loro cagnolina Ginger non c'era più. Ginger ha 11 anni, è un cagnolino anziano e ha bisogno di determinate cure e attenzioni che solo la famiglia riesce a dare. Ginger è una pincher nana femmina di 11 anni, pesa circa 2,5 kg, ha il pelo marrone scuro e il muso imbiancato dall'età, la coda è leggermente piegata. Da una settimana la famiglia la cerca senza sosta con l'aiuto di associazioni e volontari, ma finora senza alcuna traccia. Tutto il paese si è mobilitato per lei, però Ginger non salta fuori. Tutto lascia pensare che spaventata possa essersi allontanata, oppure che siano stati gli stessi ladri a portarla via. Io chiedo a queste persone che hanno Ginger, se l'hanno portata via, di farcela riavere, di restituircela. Siete pronti anche a perdonarli se hanno rubato in casa? Siamo pronti anche a perdonarli, basta che ci riportino Ginger. Ogni segnalazione può essere decisiva. I Carletta hanno diffuso volantini con i loro recapiti e chiedono l'aiuto di tutti per riabbracciare la loro amata cagnolina. Pattuglie, cane antidroga, droni e verifiche sui passanti a Pordenone dopo i recenti episodi di violenza tra bande di giovani proprio in stazione. Questore Solimene dice dispositivo rafforzato in occasione delle festività.
Dopo i recenti scontri tra gruppi di giovani nella zona della stazione delle Corriere, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Pattuglie, cane antidroga, drone e verifiche su passeggeri e passanti hanno caratterizzato l'operazione messa in campo ieri pomeriggio dai carabinieri alla stazione ferroviaria. L'intervento rientra in una strategia preventiva che riguarda tutta l'area dei treni, autobus e parco Querini, spesso scelta da adolescenti come punto di ritrovo e nelle ultime settimane anche teatro di scontri fra bande. I carabinieri hanno controllato oltre 100 persone e svolto numerose perquisizioni. Tra gli episodi emersi il fermo al parcheggio Candiani di una minorenne allontanatasi da una settimana dalla comunità a cui era affidata. La giovane, che aveva fornito tra l'altro false generalità, è stata trovata con un coltello a serramanico. Dopo le verifiche mediche è stata denunciata e riaffidata ai genitori. Il focus sulla zona stazione in realtà va avanti da mesi. Da ottobre l'Arma ha segnalato ben 23 persone per detenzione di stupefacenti, arrestato 3 giovani per spaccio e sequestrato circa 350 grammi di droga. Una strategia di prevenzione che prefettura e questura hanno ulteriormente intensificato per garantire sicurezza in quest'area centrale, frequentata quotidianamente da pendolari e studenti, con particolare attenzione durante le festività natalizie. Il dispositivo è già partito dalla fine di novembre e sarà in vigore fino alla prima decade del mese di gennaio. Un dispositivo che rafforzerà le zone considerate più sensibili della città. Nel frattempo, tra alcuni cittadini serpeggia un crescente senso di insicurezza, alimentato dagli ultimi episodi di violenza che hanno scosso la città. Sul tema è intervenuto anche il questore Giuseppe Solimene. Si può intervenire con la presenza, con la visibilità e con le operazioni di polizia che facciamo quasi tutti i giorni. E quando parlo di operazioni di polizia mi riferisco all'attività della Polizia di Stato ma anche delle altre forze di polizia. Siamo alla politica, chiedo scusa, una giunta regionale che assicura il presidente Alberto Stefani sarà presentata prima del termine previsto dei 10 giorni. Intanto neppure il tempo di entrare in carica che il neopresidente risulta già in testa alla classifica di gradimento dei governatori, lo attesta il sondaggio di Affari Italiani. Governatore formalmente solo da poche ore e già in testa alla classifica di gradimento dei presidenti di regione. Alberto Stefani, neo presidente del Veneto, eredita anche questo dal suo predecessore Luca Zaia, sul gradino più alto del podio anche quando era ormai in scadenza di mandato. È il medesimo sondaggio realizzato da Affari Italiani a sancirlo. Stefani, bandiera del centrodestra, gradito dal 63,1% dei cittadini e seguito da altri 2 leghisti, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e quello della Lombardia Attilio Fontana. Solo al 4° posto il primo rappresentante del centro-sinistra, il neoeletto presidente della Puglia Antonio De Caro. Dai cittadini una conferma ma anche un atto di fiducia nei confronti di Stefani, il più giovane presidente di regione d'Italia che ha già iniziato a compiere i primi passi. Abbiamo effettuato degli incontri anche con altri presidenti di regione, su questo mi sono mosso per quanto riguarda la Val d'Astico Nord con il presidente Fugatti. Siamo al lavoro per la giunta che sarà una giunta di qualità e che deve dare risposte ai cittadini con grande senso di responsabilità. La prima seduta di Consiglio regionale si svolgerà quasi certamente il 16 dicembre. Martedì Stefani sarà a Roma, ma solo per chiudere l'esperienza da deputato. Io vado a Roma per ovviamente concludere la mia esperienza parlamentare, adesso mi concentro a tempo pieno nell'esperienza di ovviamente Presidente della Regione. Non è previsto un confronto con la Premier Giorgia Meloni, sottolinea la composizione della giunta per la quale rimangono 8 giorni di tempo avverrà per i canali consueti. Non c'è nessun incontro con Giorgia Meloni programmato, anche perché le segreterie di partito sono altre e quindi si va ovviamente a definire una squadra con chi poi materialmente ha quell'incarico da parte del partito e ovviamente la scelta spetta soprattutto al Presidente che cercherò di individuare delle figure di maggiore qualità. Massimo coinvolgimento di eletti e rappresentanti politici del centrodestra, nessuno, conclude, deve sentirsi tagliato fuori. Io credo che ciascuno possa ambire ad avere un determinato ruolo in base alla propria esperienza professionale, formativa, politica e quindi poter portare nell'amministrazione regionale il bagaglio che ha ovviamente conseguito nel corso degli anni.
Mentre il Tribunale di Trento nega il risarcimento alla famiglia del maresciallo dei Carabinieri Staffoni morto in un lager della Prussia nel 1944, quello di Roma lo riconosce per gli stessi motivi agli eredi di un soldato di Rovigo. Il nodo, la qualificazione giuridica delle sofferenze nei lager, reati prescritti o crimini di guerra imprescrittibili? Due storie quasi identiche, due verdetti opposti. È il nodo giuridico e umano che riemerge dalle vicende di due militari italiani internati dal Terzo Reich, accomunati dalle stesse sofferenze, ma separati da decisioni giudiziarie che oggi sollevano più di un interrogativo. Qualche mese fa c'è stato il caso del maresciallo dei Carabinieri Antonio Staffoni di Piovene Rocchette, cui è intitolata la sezione dei Carabinieri in congedo. Dopo l'8 settembre 1943 rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale e per questo venne deportato dai nazisti nel lager di Stargard in Prussia. Morì nel 1944 a 45 anni, denutrito, senza cura e consumato dalle torture del lavoro forzato. Ma il Tribunale Civile di Trento ha respinto la richiesta del risarcimento dei familiari di Schio. Per il giudice non si tratta di un crimine di guerra imprescrittibile, bensì dei reati comuni di sequestro e riduzione in schiavitù, ormai prescritti. Nei giorni scorsi c'è stata una decisione opposta del Tribunale di Roma, che ha riconosciuto un risarcimento di 82.000 euro agli eredi di Dino Pozzato, soldato polesano internato a Mauthausen e nei campi austriaci. In quel caso il giudice ha definito le sofferenze subite come un vero crimine di guerra e contro l'umanità, dunque imprescrittibile. Furono 600.000 gli internati militari italiani, privati di ogni diritto, trattati come schiavi e sottoposti a violenze sistematiche. Due interpretazioni opposte della stessa realtà storica, da una parte la linea più larga del Tribunale di Roma, dall'altra la lettura più severa adottata a Trento. In ballo non c'è solo un indennizzo economico, ma il riconoscimento morale di migliaia di italiani che nei lager non furono prigionieri di guerra, furono vittime di un crimine che la storia non dovrebbe mai considerare prescritto, come ha fatto il Tribunale di Roma. E adesso l'avvertenza idro, la multinazionale guadagna miliardi e negli anni scorsi la sola Feltre ha prodotto introiti 10 volte superiori alle perdite 2024. I bilanci della multinazionale sono stati studiati e analizzati dal centro studi della FIOM CGIL. Idro, un fulmine a ciel sereno di cui ci si sta occupando ora da Feltre fino a Roma. La decisione, dopo il passivo 2024 di dismettere lo stabilimento feltrino, è stata annunciata in maniera fredda e inaspettata dalla multinazionale norvegese. I sindacati, in una sala dove le immagini ricordano le manifestazioni sindacali degli anni 70 per quello stesso stabilimento, hanno voluto analizzare la situazione con una videoconferenza in cui un tecnico ha esposto i dati del gruppo che evidenziano grandi profitti, oltre 5 miliardi negli ultimi 4 anni e nessuna criticità. È una perdita assolutamente incidentale, nel senso che negli ultimi 4 anni, tenendo conto della perdita del 2024, Hydro Italy ha realizzato oltre 31 milioni di utile netto e ha distribuito oltre 16 milioni di euro di dividendi. Se poi guardiamo ai dati della multinazionale nel suo complesso, essendo una multinazionale che opera in maniera integrata, vediamo che negli ultimi 4 anni ha realizzato oltre 5 miliardi di euro di utile netto rettificato e di questi oltre 3 miliardi di euro sono stati distribuiti come dividendi. Quindi non siamo assolutamente di fronte ad un'azienda in crisi, anzi è un'azienda a livello di multinazionale che sta crescendo e che realizza ogni anno profitti notevoli che distribuisce in dividendi. Ingiustificabile quindi la decisione di chiudere lo stabilimento di Feltre mettendo in strada tra dipendenti diretti e indiretti quasi 200 persone con altrettante famiglie alle spalle. È sbagliato guardare al singolo stabilimento perché il singolo stabilimento fa parte di un gruppo e il modello di Norsk Hydro è un modello integrato che va dall'estrazione della bauxite alla produzione dell'alluminio finito. Quindi da una parte è scorretto guardare al singolo stabilimento in quanto anche lo stabilimento di Feltre contribuisce ai risultati miliardari che abbiamo visto di Norsk Hydro e dall'altra bisogna vedere quali sono i risultati economico-finanziari dei prossimi anni.
Inquinamento da PFAS nelle zone di ricarica della falda, interviene Lorenzo Altissimo, il chimico industriale, ex direttore del centro idrico di Novoledo. Probabilmente andava per un principio di precauzione, non si doveva aggravare una situazione che è già pesante di per sé, ecco, in questa parte del Vicentino. È netta la posizione dell'ex direttore del centro idrico di Novoledo sulla gestione dei materiali contaminati dai PFAS che sono stati conferiti nelle cave a nord del Vicentino. Le cosiddette terre rocce da scavo risultanti dallo scavo delle gallerie, contaminate evidentemente con queste molecole, il PFBA, siano state poi, sono 3 milioni di metri cubi, siano state smaltite in discariche o cave, diciamo, già esaurite nell'Alto Vicentino, quindi in zona di ricarica della falda. La zona di ricarica della falda è una zona che deve avere la massima protezione. Senza fare inutili allarmismi, rispettare il principio di precauzione nella gestione dei rischi è una cautela che si impone anche al di là del rispetto formale dei limiti imposti per legge nelle aree di approvvigionamento degli acquedotti. Abbiamo migliaia di punti di pressione che sono le attività che si svolgono, diciamo, in questo territorio al di sopra di una falda che è vulnerabile. Quindi spesso gli inquinamenti non vengono, come posso dire, rinvenuti, vengono scoperti, non vengono trovati e segnalati e quindi bisogna andarli a cercare. Bisogna monitorare la falda. Voltiamo pagina. 200 imprenditori si sono riuniti a Mogliano per l'evento finale annuale di Confapi Treviso e Venezia, occasione per fare un bilancio del 2025 e raccontare le sfide del 2026, premio Voce al direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli. I rincari, la tassazione, il costo della manodopera che sempre più è difficile da reperire e ancora i casi di cassa integrazione sul territorio. Questa e molte altre le sfide a cui le piccole e medie imprese sono chiamate a rispondere anche nel 2026. Il bilancio dell'anno che sta per concludersi e gli scenari economici futuri nell'evento di Confapi Venezia e Treviso che ha chiamato a raccolta oltre 200 imprenditori. Al centro dell'attenzione il tema dei mercati che cambiano molto rapidamente, non soltanto per motivi geopolitici. E anche per un cambio dei mercati, delle attitudini dei consumatori. Le sfide sono tantissime. L'impresa veneta è chiamata nei prossimi anni a delle sfide cruciali perché deve cambiare, rigenerarsi e adattarsi a questi nuovi modelli. Tra l'altro lo fa anche assieme alla politica perché cambiamo anche lo scenario politico regionale. Questioni che impattano direttamente sulle aziende. In primis l'altalenanza del costo delle materie prime, che è una cosa trasversale, quindi prende sia dall'alimentare a tutti gli altri comparti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono questi continui sbalzi di crescita, di diminuzione, di aumenti di materie prime che ovviamente influiscono su quello che è poi il listino prezzi. Nel corso della serata sono stati premiati gli imprenditori che maggiormente si sono contraddistinti per coraggio, visione e passione, dimostrando che fare impresa significa anche costruire valore per l'intera comunità. Il premio Voce è andato al direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, capace di portare all'attenzione le difficoltà delle aziende, ma anche di valorizzarne le caratteristiche. Si è parlato di imprenditori eccellenti, per questo, spiega il direttore, il premio dovrebbe andare ai fondatori di Media Nord-Est Giovanni e Filippo Iannacopoulos. Questi due ingegneri hanno rilevato una piccolissima azienda, un'emittente privata che si chiamava Telebassano Radiodiffusione, e l'hanno trasformata nel network oggi regionale più importante d'Italia. Cioè Media Nord-Est è a livello regionale il network più grosso per ascolti e per dimensioni. In questo weekend le Proloco Venete hanno promosso percorsi adatti a tutti per far conoscere i boschi a chi li vuole visitare. Un terzo di queste passeggiate è ospitato dalle montagne bellunesi. Boschi a Natale, quella che le Proloco definiscono una magia, è tornata in un weekend fatto di una quarantina di escursioni organizzate dal Lupi in tutto il Veneto, di cui ben 15 nella sola provincia di Belluno. Spieghiamo il senso di questo camminare dei boschi che avete promosso come Proloco?
Una passeggiata immersa in mezzo alla natura con dei colori fantastici, che vede la natura anche d'inverno con la vita che può avere, con i fiori, con anche degli animali, e anche certe volte si può avere la sensazione di vedere dei caprioli piuttosto che dei cervi. Da Limana a Lamon, da Longarone a Sospirolo, passando per Sovramonte, Agordo, Ponte nelle Alpi, Cencenighe, Renzago, Calalzo, Canale d'Agordo, Traflora, fauna e scorci di arte, storia e cultura, come l'incantevole chiesa di Madonna Parè a Limana o la chiesetta di San Lorenzo con il suo pavimento del 1200. Questo è il senso dell'iniziativa. Innanzitutto di portare gente all'esterno per pubblicizzare quelli che sono il nostro territorio in un ambiente sano, bello, e pubblicizzare anche non solo la parte ambientale ma anche quella, chiamiamola così, culturale. Infatti faremo un giro chiesette e altri posti che sono stati creati apposta proprio per rendere più appetibile, più piacevole venire in quel di Sospirolo. Quanto è diverso camminare in questa stagione rispetto all'estate? Intanto la luce è completamente diversa, perché il sole con i suoi raggi dà una visuale ben diversa, nel senso che le montagne e le rocce e anche i boschi cambiano completamente colore da un'ora all'altra. Noi siamo in chiusura, io ringrazio in regia Simone Merlo e Marco Gagliazzo, vi lascio alla sigla, poi le previsioni del tempo, la nostra programmazione continuerà e poi alle 16:15 il film Amore a discesa libera. Poi alle 19:30 torna naturalmente l'edizione serale del telegiornale di Treviso. Grazie ancora per averci seguiti, buon pomeriggio a tutti.